Veneto Agricoltura ha presentato nella sua sede di Legnaro il report sull'andamento dell'agricoltura e l'agroalimentare veneto nel 2017. Nonostante un andamento climatico penalizzante, il valore complessivo della produzione lorda agricola ha sfiorato i 6 miliardi di euro, in crescita del 3,9%. L'occupazione ha visto invece il numero di imprese agricole attive in flessione dello 0,7%. Però si registra una crescita sia delle società di capitali che delle società di persone. C'è stato un calo della produzione generalizzato a causa delle situazioni climatiche, dei geli che ci sono stati in primavera, delle calde temperature dell'estate. Dall'altra parte il valore della produzione, quindi il fatturato che è stato fatto, comunque leggermente cresce. Siamo a 5,9 miliardi di euro di fatturato del settore primario nel Veneto. Il 2017 si è caratterizzato per esempio per un settore del latte e della carne in ripresa rispetto a quello che accadeva negli anni precedenti, un aumento dei consumi per la carne che in un certo senso era quasi inatteso. Mentre per esempio per le altre culture le produzioni sono calate per quasi tutte le frutticole, per la vite, per il mais. A dispetto di ciò il valore della produzione è aumentato. Quali sono appunto i settori che soffrono di più? I settori che soffrono di più, mi viene da pensare per esempio all'aviconicolo. Siamo i primi in Italia come produzione, però è un settore che nonostante gli aumenti anche segnalati nei consumi fa fatica, diciamo, a riprendersi dal punto di vista della redditività delle imprese. È calata l'occupazione stagionale perché ovviamente con meno attività produttiva, con meno prodotto da raccogliere c'è stata necessità minore di manodopera, di stagionali. Dall'altra parte però cresce il numero delle aziende che si vogliono consorziare, quindi parliamo di aziende di capitali o di aziende di persone. Questo è un passaggio assolutamente determinante e importante per il futuro del Veneto, che è caratterizzato da una distribuzione di superficie per ogni agricoltore che è troppo piccola per far fronte alle nuove necessità, alle nuove sfide, per fare gli investimenti necessari. La parte del leone la fa come sempre la vitivinicoltura. La superficie vitata è di 80.255 ettari con una produzione di 11 milioni di quintali di uva. Il Veneto nel 2017 ha esportato vino per 2,13 miliardi di euro con un aumento del 6%. Gli spumanti, in gran parte rappresentati dal Prosecco, vedono crescite a doppia cifra sia nei ricavi che nei quantitativi. Il trasferimento dell'attività di sistemazione idraulico-forestale a Veneto Agricoltura, con il contestuale passaggio di centinaia di lavoratori forestali, sta iniziando ad andare a regime, ma ha di fatto rivoluzionato la gestione dell'ente regionale. Un passaggio non semplice, soprattutto per la gestione dei bandi di gara e le procedure di gestione del personale, ma che va nella giusta direzione, coniugando la vocazione sperimentale dell'ente con quello della gestione del territorio. Siete stati anche premiati dall'Europa per un progetto che guarda a un futuro non semplice della risorsa idrica. Sì, tra i diversi progetti LIFE che noi siamo riusciti a portare a casa negli anni, questo progetto Water Store 2 è un progetto che si è applicato a Valle Vecchia, una delle nostre aziende sperimentali, che è un'isola circondata da acqua salata e nei suoi 377 ettari di coltivazione riesce a recuperare l'acqua piovana secondo una certa logica, secondo un certo processo e analisi dell'acqua, per immetterla in un bacino e poterla poi riutilizzare nei momenti dovuti. Questo è un grande esempio di come si può affrontare e trasformare da negative in positive alcuni aspetti dei cambiamenti climatici, e l'Unione Europea ha premiato questo progetto come uno dei 20 migliori progetti che l'Unione Europea ha finanziato nel 2014-2015. Siamo molto orgogliosi ovviamente. Infine anche Veneto Agricoltura stesso ha subito una trasformazione importante da 300 a più di 950 dipendenti totali a causa appunto dell'ingresso degli operatori forestali. Come sta andando e che cosa cambia questo?
Allora, dal 1° gennaio 2018 la Regione ha trasferito a Veneto Agricoltura le esecuzioni delle attività idraulico-forestali. Per fare questo abbiamo avuto dalla Regione circa 600 dipendenti tra impiegati, operai stagionali ed operai a tempo indeterminato per l'esecuzione di queste attività. La programmazione e la progettazione rimangono in capo alla Regione, mentre l'esecuzione è Veneto Agricoltura. Quindi sono arrivate le risorse, sono arrivate anche le persone per fare questo. Diciamo che stiamo cominciando ad integrarci, perché è stato un cambiamento radicale nelle nostre attività che coinvolge assolutamente tutte le strutture di Veneto Agricoltura. Questo primo anno, il 2018, sarà l'anno nel quale dobbiamo cercare di capire come queste attività possono essere al meglio gestite. Ci sono tantissime responsabilità in capo al datore di lavoro, ma anche in capo ai dirigenti che devono seguire. Ci sono tantissimi nuovi modi per essere anche più efficienti ed efficaci nel nostro lavoro. Il 2018 è l'anno di rodaggio nel quale dobbiamo lanciare questo progetto, però ovviamente anche di questo siamo molto orgogliosi, perché se la Regione ha deciso di passare questa attività a Veneto Agricoltura vuol dire che le caratteristiche e le peculiarità di Veneto Agricoltura erano all'altezza di poterlo fare.